Abbiamo un sorriso sulle labbra oggi, questa importante provincia che è un cuore pulsante dell'Italia ha finalmente un collegamento pedemontano che era fondamentale perché eravamo completamente bloccati in questo versante. C'era anche il mondo dell'impresa oggi, una grande rappresentanza del tessuto produttivo fatto di grandi aziende, attività artigiane e servizi. C'era l'Italia del sì, l'Italia del fare e si è guardato al bicchiere mezzo pieno, solo 7 chilometri ma che faranno bene all'impresa. Noi abbiamo bisogno di tante infrastrutture così come i treni, l'alta velocità, abbiamo bisogno di collegamenti che rendano facili e compatibili con l'ambiente, quelle che sono le normali dinamiche dello sviluppo produttivo della nostra provincia. Tanti anche i sindaci del territorio, con idee chiare su cosa servirà ora. La nostra richiesta è di andare avanti con l'opera e anche di fare l'altra opera che è il prolungamento della Gasparona fino all'ingresso del casello dell'A31. Da parte del mio territorio sono sicuramente felice perché questo consentirà lo sgravio del traffico veicolare che attualmente insiste su Montecchio per chi deve andare a prendere il casello di Due Ville. Plaude a questo simbolico inizio anche il presidente della provincia Francesco Rucco, che attende ora un passo in avanti anche su TAV e autonomia, ma non è il solo. Subito attendiamo la TAV e noi attendiamo anche l'autonomia.